I servizi. Di nuovo in diretta su Antenna 3 Nord-Est, Apocalisse Maltempo non soltanto a Venezia ma anche in tutta la regione, grosse difficoltà nel Bellunese, precipitazioni intense soprattutto sulle Dolomiti ma anche sulla Pedemontana, ma Cortina d'Ampezzo è coperta da 1 metro di neve. Vediamo in conseguenza del maltempo le decisioni che sono state prese a Belluno, le scuole sono state chiuse. Sentiamo il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Sono costretto a fare un nuovo aggiornamento, mi dispiace dover nuovamente aggiornare, ma come vi dicevo la situazione evolve rapidamente. Allora, dopo che era uscito un bollettino meteo del CFD, del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, delle 9, che dava un miglioramento generale sia per oggi sia per domani, mi è arrivato pochi minuti fa il bollettino invece delle 15 che riaggiorna nuovamente la situazione, che non pare invece così rosea come speravamo, e unitamente a questo è stato riconfigurato l'allerta che passa da giallo rosso rosso a arancione rosso rosso per quanto riguarda la zona che va dal Feltrino sostanzialmente fino all'Alpago, quindi Feltrino, Valbelluna, Alpago. Addirittura alcune zone del Feltrino più occidentale addirittura ha un'allerta rosso rosso rosso, quindi praticamente molto grosso, molto grave come allerta. Allora a questo punto ci siamo consultati fra tutti i sindaci della zona Feltrino, Valbelluna, Alpago, abbiamo deciso la chiusura delle scuole per domani. Purtroppo questo annuncio arriva un po' tardivamente, ma non potevamo fare diversamente, ci hanno cambiato, capisco insomma che sia cambiata la evoluzione e l'allarme sia aggravato, quindi non possiamo fare diversamente perché non possiamo mettere a rischio ovviamente la incolumità dei ragazzi. Quindi confermo la chiusura delle scuole in tutto il Feltrino, in Valbelluna e in Alpago. Non ho notizie soltanto di Sedico, che do abbastanza, immagino che probabilmente si adeguerà e chiuderà anche Sedico, ma in questo momento è l'unico comune di cui non ho avuto la conferma. Confermo anche naturalmente che la fiera domenica è cancellata, non ci si terrà la fiera di San Martino, non verrà recuperata perché purtroppo non c'è una data libera, lo preciso perché molti fanno questa domanda. Ribadisco naturalmente l'importanza di non avvicinarsi ai corsi d'acqua, di non sostare sotto gli alberi, non avvicinarsi agli alberi. Attenzione ai corsi d'acqua perché sono tutti in aumento, sia quelli della rete idrica secondaria sia anche il Piave, la rete idrica principale. Quindi per favore non vi avvicinate e ricordate scuole chiuse sabato mattina, sabato 16 e fiera cancellata domenica 17. Molto chiaro, molto preciso. Sindaco di Belluno Jacopo Massaro, vi diamo la notizia di un numero SMS solidale. Se volete essere concretamente vicini alle popolazioni colpite potete mandare un contributo al 45500, ripeto 45500 per aiutare la città di Venezia. Lo ha comunicato il Ministro per i Beni Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, che ha detto di avere parlato con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Questo numero è già stato attivato per effettuare donazioni e riguarda però il recupero, questo è bene chiarirlo, per il recupero del patrimonio culturale di Venezia, quindi è un numero per aiutare tutte quelle istituzioni che sono state colpite, la Querini Stampaglia, la Fenice, insomma tutti quei centri culturali devastati da quest'acqua alta eccezionale. È attivo da oggi questo numero solidale e ha una durata di 30 giorni, quindi si accavallano, si susseguono le iniziative proprio per aiutare i cittadini ma anche per aiutare le istituzioni culturali, e questo davvero è un esempio di solidarietà davvero commovente, perché in un momento in cui tanta gente si trova proprio con l'acqua alla cintola, adesso non più perché l'acqua sta scendendo, ma insomma dopo quello che è successo, vedere questa corsa alla solidarietà è importante, ed è soprattutto notevole il contributo che stanno dando i ragazzi veneziani che arrivano anche dalla terraferma. Sono 500 ragazzi di associazioni varie di volontariato che sono un po' gli angeli del fango, come venivano chiamati a Firenze dopo l'alluvione del 66. Qui di fango ce
ce n'è molto meno, c'è molta acqua, diciamo gli angeli dell'acqua granda, vogliamo chiamarli così, e hanno stivaloni come i miei. Noi abbiamo ancora gli stivaloni perché siamo stati a Venezia e abbiamo fatto vedere un po' quello che succedeva. Ecco, qui se riproponiamo questo servizio di stamattina. Ho girato per un po', ho fatto 4 passi nella zona della salute, il sestiere d'Orso Duro, e ho raccontato un po' quello che stava succedendo, anzi succedeva poco in realtà perché la zona era deserta e c'erano soltanto dei turbini. Vediamo. Eccoci qua, buongiorno, 10:20, siamo in zona salute proprio a 2 passi dalla Basilica, e 1:45, ovviamente come potete vedere le case che sono, cioè in genere sono quelle più protette perché è una zona abbastanza alta, a 1:45 vanno sotto, no? Qui l'acqua è già entrata, non entra soltanto dalle oltre le paratie, ma anche dai pavimenti, e sale da lì. Andiamo a vedere in qua verso il Canal Grande, c'è Santa Maria del Giglio, dove di solito arriva la gondoletta. Ovviamente acqua, rifiuti dappertutto, l'acqua all'interno delle abitazioni sale anche dai pozzi neri, per cui dentro le abitazioni c'è un odore tremendo. E qui siamo in Calle San Gregorio che porta alla salute. Questa è la chiesa di San Gregorio. Questo qui si salvano perché hanno alzato il pavimento, e qui invece da quest'altra parte non c'è speranza di sottrarsi alle acque alte, basta che siano oltre 1,35, 1,40 e si va sotto anche qua. Vediamo qua. Praticamente il Canal Grande è entrato in questa calle e ovviamente ha allagato tutto il sestiere e non c'è niente da fare. È passato in zona della laguna, qui di solito i turisti prendono la gondola per andare dall'altra parte del Canal Grande. Qui siamo ovviamente sul Canal Grande, vedete un motoscafo della polizia, altre imbarcazioni, non è interrotto del tutto il traffico, ci sono ovviamente le barche di chi continua a lavorare, di elettricisti che stanno andando a sistemare gli impianti. Vedete le bandiere proprio lì sullo sfondo del Consiglio regionale, quindi il vento è piuttosto forte, il Consiglio regionale si è allagato, c'è una chiatta davanti, stanno probabilmente riparando i danni dell'allagamento dell'altra notte ed è probabile che entri di nuovo l'acqua anche questa mattina. Qui davanti in fondo la chiesa di Santa Maria del Giglio, il Gritti Palace dove va a dormire, dove soggiorna Woody Allen e altre star del cinema durante la mostra, allagato anche il Gritti come sapete con gravissimi danni. E qui vedete lì, proprio quel palazzo più alto è il palazzo della prefettura e della ex provincia. Buongiorno Antenna 3 Nord-Est, poi mandiamo in onda il video tra pochissimo, ma voi lavorate anche in queste condizioni? Andare dove c'è meno acqua, però per andare dobbiamo passare. No, perché uno pensa, quando c'è quest'acqua alta, gli operatori ecologici non lavorano, invece no. Invece bisogna andare avanti.
tirare il carro più forte. Cosa prevedete? 1,70 al momento, adesso siamo a 1,50. Previsioni erano 1,60. Speriamo che rimanga 1,60. Speriamo anche a Marco che siano sbagliati. Ecco, e poi dove portate i carrelli? Dove state andando? Alla barca. Ah, quindi raccogliete e poi andate alla barca. Sì. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Ecco qua ovviamente galleggia di tutto, vedete poi le pagine gialle, vabbè c'è anche della carne, no? C'è un po' di carne, le squasse, quella è proprio la classica squassa che galleggia e ovviamente poi ci sono le pantegane che nuotano, si immergono e poverette anche loro a volte sono in difficoltà e tentano di mettersi in salvo, le si vede su qualche pietrabistria e qui c'è una che prima andava velocemente e che adesso ha rallentato e adesso si è spenta, ma poi tra un po' il motore a un certo punto rallenta e subito dopo riprende. Siamo sempre in zona del sestiere di Dorso Duro, alla salute non c'è un'anima viva, come vedete là in fondo ci sono le barche della Vesta, della raccolta dei rifiuti. Sapete che per un mese è stato sospeso la TAR, un dato che ha dato un minimo di conforto ai veneziani che di tasse sui rifiuti ne pagano una montagna. Ed ecco i danni all'interno di un'abitazione, tipica abitazione veneziana al pian terreno, vedete materiale portato fuori, ovviamente qui la corte, questa piccola corte è tutta piena d'acqua. Le paratie servono a poco o nulla perché, come potete vedere, l'acqua che ha bagnato questo divano è completamente fradicio, esce dal pozzo nero, forse si nota proprio il gorgoglio dell'acqua che esce lì nell'angolo di questo rettangolo che è uno dei pozzi neri di questa abitazione, quindi l'acqua esce prevalentemente dai pavimenti, si pensa che bastino le paratie, invece guardate che problemi ci sono. Ovviamente tutti cercano di salvare il salvabile, il frigorifero qui è stato messo sopra un tavolo perché gli elettrodomestici sono ovviamente i più vulnerabili. La cucina qui, quando è entrata l'1,87 l'acqua è entrata nei cassetti, per cui se aprite questi cassetti esce l'acqua. Qui non ci sono pompe di sentina, ma le pompe di sentina in ogni caso servono a ben poco. Vabbè, questi erano 4 passi alla salute di stamattina. Avete visto qui il titolo, altri 2 morti purtroppo, 2 morti per monossido, madre e figlio. Sono stati trovati, leggo l'ANSA, arrivata da poco, probabilmente avvelenati dal monossido di carbonio nella loro casa nel sestiere Castello a Venezia. Sestiere Castello è dove c'è l'Arsenale, insomma, è quel sestiere a ridosso di San Marco. La donna aveva una 70ina d'anni, il figlio che risiedeva a Mestre una 40ina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Pare che da qualche giorno l'uomo fosse tornato nella casa della mamma dove si fermava a dormire, non si esclude per il timore di lasciarla sola in questi giorni di acqua alta. È del tutto probabile, tanta gente sola e anziana si è trovata isolata, abbandonata, quindi è stata raggiunta da parenti, soprattutto quando è saltato l'impianto elettrico. Può darsi che sia saltato, quindi salta il riscaldamento, non c'è gas, insomma in questi casi si rimane al freddo
e magari hanno azionato qualche stufetta, qualche cosa di ripiego e che poi ha provocato la morte. Quindi io direi che se questa fosse la causa, sono 2 morti causati da questa alluvione, da questa acqua alta, e si aggiungono al pensionato che è rimasto fulminato a Pellestrina quando ha maneggiato la pompa idraulica. Notizie davvero drammatiche, una situazione che era stata prevista, insomma, no? Ci sono stati appelli inascoltati, soprattutto quelli di Luigi Dal Paus, che è un illustre studioso, ha insegnato idraulica per tantissimi anni all'Università di Padova, è noto in tutto il mondo per i suoi studi, per le sue pubblicazioni. Aveva lanciato molti appelli fin dai tempi del Vaillant ed è rimasto per tanto tempo inascoltato. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni. Rischio idraulico Dal Paus, ce l'abbiamo, l'ho visto qui in nota. Ah, vabbè. Allora, io seguo sempre un po' questa scaletta che mi hanno dato i colleghi e che ringrazio. Vediamo Zaia stamattina, l'abbiamo visto così proprio in acqua, no? Anche lui con l'acqua alle ginocchia, se non oltre le ginocchia. Ovviamente ci sono stati vari vertici stamattina e il governatore Zaia era sempre presente, ovviamente oggi come anche ieri e l'altro ieri. Vediamo. A fronte dei danni la stima certa è quella che la faremo quando a bocce ferme, dico che sono decine di centinaia di milioni di euro, questo è poco ma sicuro, qui non la si risolve con 50-100 milioni di euro. Ve lo dico per l'esperienza da commissario che ho già per 2 grandi tragedie. Sono qui con il governatore Zaia, reduce da un sopralluogo in Basilica San Marco con il segretario Salvini. Un nuovo sopralluogo, governatore, com'è la situazione? È drammatica, la vedete alle mie spalle, l'altezza dell'acqua vuol dire questa altezza che sarà già 1 metro dentro nella basilica, dentro nelle case, dentro nei negozi, con devastazione totale, visto e considerato che l'acqua entra e fa i danni. E questo è il danno diretto, poi se ne va e lascia il ricordino che è il sale, quindi la salsedine che devasta tutto, devasta muri, devasta pavimenti, opere d'arte, mosaici, devasta anche tutti gli impianti elettrici, quindi i danni sono inimmaginabili. È arrivato il governo, mezzo governo, il presidente Conte, ieri sera il Consiglio dei Ministri ha stanziato i primi 20 milioni di euro, bastano? Ma no, non bastano, i 20 milioni servono solo per i panini e le bibite, per chi mi si passi questa battuta si occupa dei soccorsi. Non è una polemica, ma dico che poi ci vogliono gli stanziamenti veri, che sono quelli dell'indennizzo di tutti i danni che ci sono stati, sono decine di centinaia di milioni di euro, questo è quello che posso dire. Poi voglio anche dire che è fondamentale che vengano tutte queste autorità, sento magari qualche veneziano che fischia e che dice, allora se non ci vengono perché non ci vengono, se ci vengono e perché ci vengono, io penso invece che sia fondamentale che vengano tutti quelli che possono venire, in maniera tale che teniamo alta l'attenzione rispetto a questa tragedia. Questa è una tragedia che ha tutti i presupposti perché sia finanziata a livello nazionale e a livello europeo. Dopodiché bisognerà pensare alla messa in sicurezza della città e della laguna. Messa in sicurezza che passa necessariamente attraverso il Mose. Non siamo a buon punto. Che tempistiche le hanno dato i vari esponenti di governo? L'opera è un'opera dello Stato, non è opera nostra, se l'è sempre seguita lo Stato, i diversi governi, se l'è finanziata, ci sono circa 6 miliardi di finanziamenti e voglio anche ricordare che al momento il Mose manca per il suo totale completamento, ma la parte fondamentale che è quella degli impianti di sollevamento e quindi della parte tecnologica manca ancora di un 7%, è realizzato al 93%. Noi speriamo che lo mettano in funzione il prima possibile. Allora qualcuno può dire ma perché lo sperate oggi, non lo speravate prima? L'abbiamo sperato anche prima, è che molto spesso qualche cittadino si preoccupa del problema quando ha l'acqua in casa. Ecco, io parlo di alluvione anche d'estate, ma nessuno gliene frega niente.
e quindi basterebbe andare a farsi una ricerca su Google e si vedono tutte le mie posizioni su Mose o quelle del sindaco Brugnaro. Magari facendo anche la ricerca si vede che io ho sempre detto guardate che è un modello unico, questo Mose è stato realizzato con modellini di laboratorio, per cui si tratterà di capire anche se funziona quando verrà messo in funzione, e se funziona vi ricordo anche che avrà il problema che costerà circa 80-100 milioni di euro all'anno, ma questa è roba che l'abbiamo detta 100.000 volte, sembra che in queste ore tutti si siano risvegliati e purtroppo pochissimi dichiarano di saper tanto di Mose, ma dalle dichiarazioni che fanno veramente qualche imbarazzo viene. Ci faccia un esempio a questo punto. Ma ad esempio chi sostiene magari anche nella rete, nei social, che l'opera realizzata dalla regione non è vero. Chi sostiene ad esempio che quest'opera è comunque controllata e vigilata dal comune o dalla regione non è assolutamente vero. Ma non lo dico perché c'è l'acqua alta e c'è bisogno di avere un alibi, lo dico perché se tu hai una gamba rotta e vai in pediatria o vai in cardiologia in un ospedale ti dico guarda, hai sbagliato il reparto, beh c'è qualcuno che ha sbagliato il reparto, se volete aggiustarvi la gamba dovete andare al reparto giusto. E questo era il governatore Zaia, sappiamo benissimo che ne parla assieme anche al sindaco Brugnaro anche d'estate, ne parlano un po' meno a Roma, anzi a Roma in genere fanno dei giochini per fermare l'autonomia e quindi a questo si dedicano, non certo al Mose. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, state con noi, andiamo avanti fino all'inizio dei nostri telegiornali, il TG Veneto alle 18:30.